Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, prima edizione live odierna, andiamo subito a vedere quello che è accaduto per quanto riguarda i fatti di cronaca in Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore. La ragazza contesa tra Ali di 21 anni e Robert di 17 a Trieste sarebbe stata indagata per il reato di favoreggiamento. Secondo quanto risulta, l'iscrizione della giovane nel registro degli indagati sarebbe avvenuto dopo che sono stati ascoltati dagli investigatori il giro di amici dei due ragazzi. Non è ancora ben chiaro invece quale sarebbe la responsabilità attribuita alla ragazza. Secondo fonti giornalistiche, infine, nella giornata odierna dovrebbe essere eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Paura nella notte a Gorizia per un incendio che ha interessato una palazzina non lontano dal municipio. Poco dopo la mezzanotte è scattato l'allarme, sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e sanitari giunti dal pronto soccorso cittadino. In pochi minuti l'incendio è stato domato, le fiamme hanno interessato solo una stanza producendo fumo. Le due persone occupanti, si tratta di una coppia di ottantenni, non hanno dovuto ricorrere alle visite sanitarie. Per loro un grosso spavento. In corso le indagini ispettive per chiarire le vere dinamiche. Vigili del fuoco al lavoro nella prima serata di ieri causa un'autovettura a fuoco nei pressi di San Floriano del Coglio. La chiamata alla sala operativa da parte di alcuni automobilisti in transito che hanno visto l'incendio. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. Nessuna persona coinvolta, l'auto è stata abbandonata in tempo oppure la stessa è stata incendiata volontariamente da colui o coloro che vi si trovavano all'interno. Un'iniziativa innovativa che punta a creare un momento di incontro tra cultura ed economia e far nascere così nuove occasioni di sviluppo e che ha già raccolto oltre 50 adesioni tra le imprese. Lo ha detto a Pordenone l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli presentando Eureka, Fiera regionale della cultura e creatività, un'iniziativa promossa dalla regione e che si terrà nel centro congressi del quartiere fieristico pordenonese il 20 e 21 gennaio. In questo caso abbiamo il servizio con le dichiarazioni dell'assessore. Gibelli, Fiera regionale della cultura e creatività a Pordenone, 20-21 gennaio, un'iniziativa che si sposa perfettamente con la filosofia delle regioni, quella di far incontrare impresa e cultura. Esatto, imprese culturali e creative della nostra regione sono importanti e hanno saputo reggere abbastanza bene direi, all'ondata avversa della pandemia e sono in grado di dare un apporto di valore che aggiungerà valore alle attività delle nostre imprese tradizionali. Quindi noi creiamo questo momento di incontro sperando che dopo l'incontro ci sia un fidanzamento che possa essere abbastanza stabile e non solo sporadico come avviene adesso, perché sarà un fattore importante di sviluppo ulteriore per la nostra regione. Lei ha citato l'esempio dell'Art Bonus, un'esperienza che ha portato dei risultati concreti. Ha portato certamente dei risultati concreti. Il fatto che si acquisisca da parte delle imprese culturali e creative la cognizione della necessità di incontro con il privato, perché i finanziamenti privati a tendere diventeranno sempre più importanti per la loro attività, e che dall'altra parte le imprese abbiano capito la bontà di questo tipo di iniziativa e perché convenga anche a loro da tutti i punti di vista, non solo da quello dello sgravio fiscale, intervenire supportando la cultura come mecenati, credo che sia una cosa molto bella. L'organizzazione a Pordenone è una città che ospita anche una fiera importante come Pordenone Legge, che è un'iniziativa che, come abbiamo sentito, è riuscita negli anni ad acquisire una fetta sempre più importante di finanziamenti privati. Pordenone Legge ormai credo che sia vicina al 50% di risorse private rispetto a quelle pubbliche e credo che faremo una grande festa nel momento nel quale si supererà
il 50% e ce la faranno. E con questo servizio chiudiamo qui questa prima edizione odierna. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.